in basso in mansarda, dappertutto, era balzato fuori tutto. Tutte le cassette era balzate, tutto quanto i vestiti di mia moglie che è mancata 3 mesi fa. Distrutto. Sono stato molto male. Sì, così è stata. C'è una profonda amarezza nelle parole di Carlo Feltrina e non certo per i 200 euro sottratti dal portafogli tenuto in soggiorno. I ladri gli sono entrati nella sua casa di via San Bugo venerdì sera approfittando di una breve assenza. L'ottantenne era poco distante nella casa del figlio dove era stato a trovare la nipotina. Per la nuora Jenny ci sono pochi dubbi. Secondo me comunque controllavano perché sapevano già dove andare, cosa fare e sapevano molte cose, ecco, le abitudini magari appunto delle persone, cosa fanno, perché è impossibile che in quei 10 minuti loro abbiano un quarto d'ora, abbiano azzeccato il momento giusto. Dopo l'abitazione di Feltrin, i delinquenti hanno fatto irruzione dai vicini di casa. Solo per un attimo Ilenia Martini e il fidanzato non se li sono trovati davanti. Ho aperto la porta di casa e mi sono trovata la finestra davanti a me completamente aperta, rotta, sradicata. Guardando la finestra ho visto le pile che si allontanavano per i campi e in quel momento, vedendo anche la terra per terra, il disastro che c'era, ho realizzato che erano entrati i ladri. In casa in quel momento c'erano i cani della coppia, ancora oggi impauriti, con ogni probabilità sono stati malmenati con questo bastone. Lo spazzettone proprio l'abbiamo trovato a fianco all'ulivo, proprio dove Dante stava abbaiando incessantemente, cercando di avvisare che c'erano persone dentro casa, quindi gli hanno anche tirato lo scoppettone. Trovata nei campi la cassaforte, circa 3.000 gli euro asportati più qualche gioiello. I fori sulla finestra parlano di una banda di professionisti. Nel 2014 i ladri avevano colpito anche l'abitazione adiacente del padre di Lenia, che venerdì, sentito il lamento dei cani, è intervenuto. Qua è aperto, vanno per i campi là, i carabinieri là ne hanno inseguiti, ma si buttano per terra, non c'è niente da fare, non li prendi. Ci vuole più controllo secondo il mio punto di vista, dopo poverini, fanno loro quello che possono.